Forte dei Marmi vince nuovamente contro il Castiglione nei playout 4-1 al Casamora, protagonista assoluto Riccardo Ognata. Forte dei Marmi salvo, ma insomma c'era poca storia. Che partita è stata, Riccardo? Come ce l'aspettavamo, dura, lo sapevamo che era l'ultimato del Castiglione, quindi ce l'aspettavamo, siamo stati bravi, l'abbiamo costruita un gol alla volta senza forzare, sapendo che comunque per noi avevamo altre chance, quindi eravamo male un po' più tranquilli. Siamo stati un po' fortunati ad andare forse in vantaggio subito e abbiamo un po' gestito. Il Castiglione poi obbligato a vincere ci ha concesso un po', siamo riusciti a chiudere la partita. Senti, l'annata, cosa puoi dire? Insomma, il Forte dei Marmi, chiaro, un po' ridimensionato rispetto alla scorsa stagione, però un gruppo di giovani interessanti, la conferma in panchina di Roberto Crudeli, si riparte da lì. Sì, diciamo che l'obiettivo era questo, quello che abbiamo raggiunto stasera. Ovvio che poi con l'andare della stagione abbiamo pensato anche, insomma, di arrivare decimi, noni per giocarci un eventuale posto nei playoff, così non è andata per gli ultimi risultati delle ultime partite, peccato, però l'obiettivo da raggiungere era questo, l'abbiamo raggiunto, cerchiamo di partire da questo punto e costruire la nuova stagione. Riccardo, prima dobbiamo fare però un passo indietro perché per il secondo anno consecutivo la trasmissione Mondo Hockey e il King ti ha premiato insieme a tanti giornalisti italiani sparsi per lo stivale come miglior portiere della Serie 1. Ricordo 3 anni che facciamo questo premio, il primo anno ha vinto Leo Barozzi, negli ultimi 2 ha vinto Riccardo Ognata. So che è comunque un premio platonio perché alla fine insomma è una targa, però credo ti farà piacere. Fa molto piacere perché al di là magari del miglior portiere, quello che prende meno gol, magari è quello che riesce a esprimere anche un buon gioco in tutte le piste, perché come dici te è di tutta Italia, di intenditore di hockey, quindi per me ha molto valore. In quest'anno un po' tribolato dove, come dici, abbiamo raggiunto la salvezza, ma era il nostro obiettivo, per cui fa molto piacere e nulla, cercherò di vendere cara la pelle e provarci anche l'anno prossimo. Senti, di quelli che giocano in Serie A, ma anche in Serie A2, che è all'orizzonte che può diventare il nuovo Ognata? Ce n'è di portieri forti, ne abbiamo tanti in Italia, abbiamo una bella scuola, abbiamo tutti i portieri della nazionale, abbiamo Bruno sicuramente che è un po'... sono cresciuto... Sgaria, scusate, è cresciuto con me, quindi io gli auguro il meglio con la nazionale, c'è Zampoli. Comunque l'Italia ha una grande tradizione di portieri e sono sicuro che la porteremo in tutto il mondo. complimenti Riccardo. Grazie mille a voi.